Zelkor presenta De Profundis, letto da Audiolibri La Locanda della Tormenta. Buon ascolto. Si destò dall'incubo, agitando le gambe e dibattendo le braccia, come un uomo che tenti disperatamente di riemergere dall'acqua mentre qualcosa lo trascina verso il fondale. Quando finalmente riuscì a lacerare le membrane del sonno, catapultandosi nella realtà, restò per una manciata di secondi confuso, a boccheggiare in quella penombra perlacea dentro la quale non riconosceva quasi niente. Poi, quando si rese conto di trovarsi in quella che da oltre 15 anni era la sua camera da letto, i suoi muscoli bagnati di sudore si rilassarono un poco, mentre le immagini dell'incubo lentamente abbandonavano la sua testa, come la presa di tentacoli che si allentino attorno a una preda. Il ritmo del suo respiro, da affannoso e irregolare, si stabilizzò, ma nel petto il cuore pulsava ancora con la frenesia del panico. Quando era stata l'ultima volta che aveva fatto quel sogno? 3 anni? Forse 4? Dio, sperava di essersi lasciato tutto alle spalle. Non sopportava l'idea di ripiombare in quel turbine di notti agitate e farmaci per l'ansia. Scese dal letto, confortato dalla calda morbidezza del tappeto di pelle di lupo sotto la pianta dei piedi. Quasi come seguendo una voce che lo chiamava, attraversò il rustico cottage che da tempo era il suo rifugio, sfilando di fronte al caminetto di pietra a vista sormontato da una testa d'alce, e uscì sulla veranda di legno. L'aurora era una sfumatura d'oro rosa che tracciava le frastagliate azzurre sagome dei monti avvolte dall'abbraccio turchino scuro del cielo, nel quale brillava ancora qualche stella. Indossava solo i pantaloni del pigiama e il gelo di quel mattino d'inizio primavera lo ridestò come una secchiata d'acqua, increspandogli la pelle delle braccia e delle spalle, laddove spiccavano decine di sottili cicatrici a forma di cerchio che si intersecavano pallide sulla sua pelle abbronzata dal sole. Ma il freddo delle montagne, intenso e secco, non lo disturbava. Anzi, gli dava conforto. Era così diverso da quello pesante e umido che invece alitava sulla costa dell'isola di Vancouver. Il tornare con la mente al villaggio di pescatori della sua infanzia, al cupo rumore dell'oceano, al vento pregno del suo odore fosco e marcescente, lo indusse a tremare. L'acqua, in quella regione solitaria del Canada, dove si era rifugiato appena ne aveva avuto l'occasione, non possedeva l'ancestrale malvagità che invece era tipica del mare. I ruscelli che scorrevano rumorosi fra le rocce non restituivano alcun senso di terrore e sotto le loro vivaci e spumose superfici non si scorgevano pericoli. Gli animali vi si accostavano con fiducia per bere e le loro acque di cristallo non nascondevano nulla alla vista. L'oceano, al contrario, era uno sconfinato regno delle tenebre. La sua indole era subdola e ingannevole, come se agisse con una malevole consapevolezza, quasi sapesse di essere lui il vero signore del mondo. Cosa scivolasse poi nelle sue oscurità perpetue era un mistero così angosciante che solo sfiorarlo con la mente lo paralizzava di un panico terribile. Perfino lì, fra quei boschi, in alto, avvertiva la pernigiosa presenza dell'oceano, anche se le montagne glielo celavano alla vista. Riempì l'ampio petto nudo con l'aria fredda e amichevole che gli sfiorava il corpo con carezze ruvide ma piacevoli. Scese dalla veranda, sentendo l'erba fargli il solletico sotto i piedi. Poco più a valle, riparato all'ombra dei monti, individuò un gruppo di alci che brucavano quieti. Vederli lo tranquillizzò e gli ridestò altri ricordi, nei quali era insieme a suo padre, a viaggiare sul loro vecchio camioncino sgangherato, a visitare la riserva indiana di Cold Bay per effettuare riparazioni alle povere case di quelle persone dall'aria triste e seria. Spesso non avevano i soldi necessari a pagare, ma suo padre faceva credito oppure accettava ortaggi e altri regali. Era molto ben voluto alla riserva, il suo vecchio.
Uno dei suoi primi ricordi, in effetti, riguardava proprio uno di quei pomeriggi a Cold Bay, quando aveva aiutato suo padre ad aggiustare l'impianto idraulico nella casa di un vecchio Nootka di nome Nook Emis. Nella sua memoria di adulto, il viso rugoso di Nook Emis si era quasi del tutto dissolto in una macchia indistinta, ma ricordava bene lo strano dono che l'anziano nativo aveva fatto a lui e a suo padre in cambio dei loro servizi. Si portò una mano al petto e lo sentì sotto le dita. Una piccola, rozza ala e una rudimentale testa d'uccello gli pendevano dal collo, agganciati a un semplice cordoncino. L'altra ala e il resto della minuscola scultura in legno di cedro rosso li aveva portati suo padre. Il piccolo monile era stato integro prima che le callose dita di Nook Emis lo spezzassero in due, consegnandone una metà a ciascuno. Così aveva sentenziato il vecchio con la voce sottile. Anche separati sarebbero stati sempre capaci di percepirsi. Il suo pugno si strinse attorno al ciondolo. All'epoca in cui gli era stato donato aveva 6 anni e non aveva capito cosa quell'uomo strano e malinconico avesse voluto dire con quella sua frase enigmatica. Non con la mente razionale, poiché invece una parte più interiore di lui era arrivata ad afferrare quel semplice concetto, anche se non avrebbe potuto prevederne le implicazioni. Avere un amuleto indiano che generasse una sorta di intimo e intangibile collegamento spirituale con suo padre lo aveva galvanizzato, ma alla fine, come sovente capita ai bambini, la faccenda aveva ben presto perso l'interesse iniziale e l'aveva sepolta sotto strati di nuovi avvenimenti. Il ciondolo di Nook Emis, però, non se l'era mai levato e il vederlo indosso al padre gli aveva sempre dato un soffuso e inconscio moto di piacere. Ellen Stevens decise di divorziare da suo marito Roland quando Terence aveva 10 anni e da 4 ormai aveva quasi scordato le parole dell'indiano della riserva. La separazione fu sofferta, piena di risentimento da ambo le parti, e malgrado Terence fosse abbastanza grande da comprendere il concetto di tradimento, non riusciva a odiare suo padre per essere andato con un'altra donna, causando la rottura della loro unità familiare. Così, quasi di colpo, Terence e sua madre si erano trasferiti in un piccolo appartamento di Nanaimo, entrambi preda di un confusionale senso di jet lag emotivo. Fu proprio in quel periodo che ebbero inizio quelli che, almeno sulle prime, il ragazzino identificò come sogni dovuti al sentimento di mancanza per suo padre, ma che evolsero in qualcosa di molto più strano. Il fatto era che Terence non sognava suo padre, ma sognava di essere suo padre. Se n'era reso conto gradualmente e con sempre maggior stupore. Dapprima, quelle visioni che nottetempo gli riempivano la testa erano state brevi, a volte così confuse che, ridestandosi, le rammentava in modo vago, sempre con un lieve senso di malessere, come se fosse appena sceso da un ottovolante. Ma con il trascorrere delle settimane si erano via via fatte più nitide e particolareggiate. Seppur un po' turbato, non aveva avuto modo di rivelare la faccenda a sua madre, il cui umore, dopo il divorzio, era diventato piuttosto altalenante e poteva diventare assai scontrosa se si accennava anche solo vagamente all'ex marito. Pertanto Terence aveva tollerato il fenomeno in solitaria, rendendosi sempre più consapevole che quei sogni erano in realtà il manifestarsi di qualcos'altro. In primo luogo, erano diversi da tutti i sogni che gli era mai capitato di fare fino a quel momento, pregni di un realismo mai sperimentato. Durante quelle visioni non solo osservava tutto dalla prospettiva paterna, ma percepiva la realtà di quello che lo circondava in modo differente a come lui era abituato. Colori, suoni, odori e sapori avevano sfumature diverse, come se i sensi che andavano a stimolare non fossero i suoi. Inoltre, le situazioni che viveva non erano per nulla accostabili a quelle che solitamente provava nei sogni normali, dove tutto era piuttosto mutevole e illogico. Durante quelle strane visioni agiva e si muoveva in contesti assai precisi e anche piuttosto banali. Si era ritrovato in un pub a bere birra e a giocare a biliardo.
Si era visto far oscillare a destra e a sinistra il consunto volante del furgoncino di suo padre, oppure intento ad assistere a un incontro di pugilato in TV. E a ogni contesto la sua mente era stata imbevuta di emozioni, sensazioni e pensieri che non gli appartenevano, talvolta che neanche capiva a fondo, frutto di esperienze e ragionamenti ignoti al suo cervello. Aveva afferrato il significato di quei sogni soltanto in seguito a una delle visite di suo padre. La notte prima Terence aveva vissuto, mentre dormiva, l'esperienza di un amo conficcato nel pollice, e quando i suoi occhi si erano posati sulla mano destra di suo padre, il cui pollice era imbozzolato in una malfatta bendatura, si era quasi sentito venir meno. Per tutto il giorno era stato oggetto di un atroce tiro alla fune, i cui contendenti erano la necessità di rivelare la sua situazione e la paura di essere preso per matto, cosa che forse avrebbe indotto suo padre a non fargli più visita. Alla fine aveva ritenuto più saggio mantenere il segreto. Nei mesi successivi, quegli strani, piccoli viaggi notturni si erano ripresentati a cadenze irregolari ma frequenti, al punto che divennero per Terence qualcosa di assolutamente normale e persino di gradevole. Non si era abituato alla lontananza di Roland e le visite da parte del papà gli sembravano troppo brevi e rare, complice la madre che le provava tutte per fare in modo che loro due si frequentassero appena il minimo indispensabile. Grazie a quel dono inatteso, però, Terence poteva passare del tempo extra con il genitore, sebbene quest'ultimo non se ne rendesse conto. Talvolta, quando gli succedeva di incontrarsi di persona, Terence poneva al padre domande scelte con cura, apparentemente casuali, nel tentativo di scoprire se anche Roland avesse strani sogni nei quali gli capitava di trovarsi a vivere le giornate del figlio. Ma ben presto gli fu chiaro che il fenomeno era esclusivamente unilaterale. I mesi, accatastandosi gli uni agli altri come le sfere sull'asta di un abaco, composero gli anni, e i sogni di Terence non accennarono a diminuire, ma si fecero sempre più lunghi, vividi e lucidi. Spesso, al risveglio, provava un nebuloso senso di colpa per essere stato testimone, seppur involontario, di certi attimi privati della vita di suo padre, ma tale disagio era ampiamente mitigato dal piacere di potergli stare vicino, anche se in un modo così inusuale. Le sensazioni che gli venivano trasmesse durante quelle incursioni notturne nel corpo del genitore erano intense, come se le stesse vivendo in prima persona. Sentiva il sapore di ciò che suo padre mangiava e beveva, percepiva la sua allegria se era felice o la sua irritazione se qualcosa lo infastidiva. Captava i pensieri dell'uomo quasi fossero i suoi, e certe volte la sovrapposizione delle loro menti o delle loro anime era così salda che quando si risvegliava era avvinto da lunghi minuti di confusione mentale, durante i quali faticava a capire in quale dei due corpi si trovasse. La cosa che preferiva era unirsi a suo padre quando Roland era a pesca di notte. Non c'era nulla di più piacevole che il liquido riflesso dei fari sulle onde color ossidiana, dalle quali esalava un ricco odore salmastro, così intenso che lo si percepiva più con le labbra che attraverso le narici. Rimpiangeva solo di non poter essere lì fisicamente, come quando era bambino, e suo padre, dopo una giornata trascorsa ad aggiustare lavandini e riparare caldaie nella riserva di Colbay, lo portava in barca dopo il tramonto, anche se sua madre era sempre contraria a quelle uscite, e spesso avvistavano le grosse ed eleganti sagome bianco e nero delle orche affiorare vicino allo scafo, incuriosite dall'intrusione dei due umani nel loro ambiente. Non avrebbe mai pensato che sotto la superficie mutevole del mare, che fino a quel momento era stato un elemento benevolo, fonte di divertimento e meraviglia, si potesse nascondere l'orrore più incommensurabile. Terence aveva da poco compiuto 17 anni, quando accadde il fatto che lo indusse a mollare il liceo e a trasferirsi nell'entroterra, con la disperata intenzione di mettere più chilometri possibili fra lui e l'oceano. Sua madre, naturalmente, non aveva capito la sua improvvisa decisione,
N'era nata una litigata furiosa ed Ellen, che gli anni avevano inasprito, aveva riversato sul figlio le parole più velenose del suo campionario. Questo non aveva contribuito a persuadere Terence a rivedere la sua decisione. Alle 6 di un mattino freddo e nebbioso era salito a bordo di un traghetto per la città di Vancouver, prima tappa di un viaggio che l'aveva spinto sempre più nell'entroterra e sempre più a nord, spostandosi a volte a bordo di grossi autobus Greyhound se aveva i soldi per il biglietto, ma più di frequente chiedendo passaggi agli automobilisti che si fermavano al suo pollice alzato. Per oltre 10 anni aveva condotto un'esistenza randagia, spostandosi di continuo al pari di un fuorilegge che tenta disperatamente di sfuggire ai cacciatori di taglie, riuscendo a trovare una tranquillità tanto breve quanto illusoria. Aveva accettato qualsiasi lavoro e aveva dormito in squallide stanze di motel a basso costo, dove più volte era stato buttato fuori dai proprietari in quanto le sue urla durante la notte disturbavano gli altri clienti. Terence non se la prendeva mai, faceva fagotto e montava sul prossimo autobus o sulla prossima auto. Una decina di volte si era chiesto se non fosse quel maledetto ciondolo indiano a fomentare i suoi incubi, così come aveva reso possibile quello speciale legame con suo padre. Ma l'idea di sbarazzarsene non l'aveva mai sfiorato. Era parte di lui, l'unica cosa che lo vincolava al suo passato. Aveva continuato a viaggiare verso nord, attraverso il Canada, evitando le città e frequentando piccoli centri, borghi di case di legno che sembravano abitati solo da uomini delle dimensioni di orsi, che indossavano camicie a scacchi odorose di resina e whisky. La lontananza dell'oceano gli giovò molto, anche se il ricordo di quella notte lontana di ottobre era costantemente arrotolato nella zona buia della sua mente. Un informe mostro che poteva colpire in ogni momento, senza un preavviso e senza un perché. La notte in cui suo padre era morto, Terence aveva visto tutto, sentito tutto e provato ogni singola sensazione. Le sue narici si erano colmate dell'odore frizzante e un po' marcescente che risaliva da sotto il molo, e aveva udito il quieto, familiare sciacquio delle onde che lappavano placidamente lo scafo rosso dell'imbarcazione di Roland Stevens, lunga quasi 5 metri, mentre l'uomo vi saliva a bordo trasportando la sua valigetta Pelican, contenente esche e attrezzi, e la sua canna in fibra di carbonio. Il cielo si scuriva in fretta, e della luce del giorno non restava che una striscia arancio cupo tracciata sopra l'orizzonte, il cui lucore smorto pareva avvolgere tutto come un delicato incantesimo. Attraverso occhi non suoi, Terence aveva visto le ruvide mani di suo padre accendere il motore fuoribordo, che una volta avviatosi con un allegro scoppettio aveva spinto l'imbarcazione in avanti, sulle acque che parevano una pelliccia accarezzata contropelo, nere più della notte imminente. Non ci furono presagi né sensazioni nefaste, o se qualche avvisaglia di quell'orrore si palesò, non venne colta né da Terence, che assisteva da svariate miglia di distanza, steso sul proprio letto, né tantomeno da Roland, i cui pensieri erano tutti rivolti alla pregustazione di una lunga, appagante nottata di pesca. La luce diffusa della lanterna a LED, accesa dal pescatore, rischiarava il suo volto di un bagliore azzurrino. Per un po' ci fu pace, sia per Roland che per suo figlio. Stava pescando da poco più di mezz'ora, quando colse quella lieve fosforescenza a circa una 50 di metri dalla barca. Il fenomeno generò in Roland e di riflesso anche in Terence un moto di stupore, ma non di paura. Non era la prima volta che vedeva il mare incendiarsi di quella lucentezza verde-azzurro, e sapeva che era un qualcosa di assolutamente innocuo, l'aggregarsi di colonie di batteri bioluminescenti. La chiazza brillante, come una fiamma gelida, scivolò sotto il cristallo nero delle onde, approssimandosi alla barca. L'iniziale meraviglia di Roland sconfinò in un vago disagio. Le volte che aveva assistito a quel fenomeno erano state piuttosto rare, ma non ricordava che apparisse così.
La lucentezza non sembrava generarsi da un brodo di minuscole creature che si spargeva sul pelo dell'acqua, ma piuttosto si irradiava da qualcosa di forma oblunga che nuotava a 2 o 3 metri sotto la superficie, allungandosi in direzione del piccolo natante. E il suo movimento non era dato dalla spinta della marea o di qualche corrente, ma da un reale spostamento volontario. Una prima, elettrica scarica di panico sfrigolò lungo il sistema nervoso di Roland, avvampando anche in quello di suo figlio, che si irrigidì sotto le coperte. Nessuno dei due riconobbe la cosa che si lanciava all'indirizzo della barca in quel bozzolo di luce algida, ma la sua strana sagoma increspata dal moto ondoso era sufficiente a risvegliare tutti i primordiali campanelli d'allarme del cervello. La sagoma più lunga della barca di Roland scivolò sotto lo scafo, davanti agli occhi dilatati e intimoriti del pescatore. Il suo bagliore si affievolì, diluendosi in quelle tenebre insondabili che si raccoglievano in basso. Per la prima volta in tanti anni, Roland provò un terrore indescrivibile nei confronti dell'oceano e per la consapevolezza, fino a quel momento ignorata, dei metri e metri di vuoto buio che lo separavano dal fondale, nei quali poteva fluttuare qualunque cosa. Nel momento stesso in cui tentava di spezzare la rigidità dei propri muscoli per riavviare il motore e guadagnare la riva, una luce senza calore si accese di colpo da sotto la chiglia, sprigionando vividi raggi azzurrastri. Ci fu un suono di spruzzi e un grido gorgogliò dalla gola di Roland quando vide forme serpentine, ardenti di luce, dibattersi nell'aria buia attorno alla prua, prima di ricadere all'interno della barca con un suono flaccido e disgustoso. Qualcosa colpì la barca, producendo un tonfo legnoso e facendola beccheggiare con violenza tale da indurre il pescatore ad aggrapparsi ai bordi. Intanto le forme sinuose presero a divincolarsi come mani indolenti che in una stanza priva di luce tastino intorno in cerca dell'interruttore. Con un soffocante moto di paura, Roland comprese che erano tentacoli. Sotto la loro cute grumosa e traslucida brillavano globi di luce spettrale. Poteva udire il macabro schiocco umido delle grosse ventose che scoccavano baci sull'impiantito. Frastornato da un terrore a lui ignoto, inconsapevole di scaricare tale brutale sensazione al proprio figlio addormentato, Roland si tirò indietro per allontanarsi dal raggio d'azione di quelle grinfie mostruose, ognuna spessa quanto un braccio umano. Il loro moto errabondo era molle e pesante, ma quell'apparente goffaggine non lo ingannava. Sapeva che se gliene avesse dato l'opportunità, la loro presa non gli avrebbe lasciato scampo. Proprio mentre si tirava indietro, la creatura colossale menò dal basso un altro colpo, più deciso del precedente. Colto alla sprovvista, l'uomo sdrucciolò e scivolò sul fondo della barca. Non appena le sue gambe finirono sopra i tentacoli, questi si animarono di improvvisa vitalità, avvinghiandosi attorno alle sue caviglie. Poteva sentire le ventose, ampie quanto un suo pollice, aderire attraverso la stoffa come minuscole bocche dotate di denti. Urlò, più per il ribrezzo che per il dolore, prendendo a scalciare come un forsennato, emettendo versi intellegibili, pure esplosioni di panico. Sopra il materasso, nella sua stanza, Terence grugniva e si dibatteva nel sonno, sperimentando a sua volta la tremenda esperienza vissuta dal padre, ascoltando anche lui un suono sibilante, come lo sfiato di una balena, erompere oltre il bordo della barca, dove la fosforescenza si fece di colpo più luminosa. Sotto l'acqua agitata si vedeva un corpo affusolato lungo quasi 10 metri, tempestato di luci azzurre e verdi, terminante con ampie pinne che battevano come flaccide ali di cuoio. Il terrore detonò in Roland, mandando in cortocircuito la razionalità. Non era più un uomo, ma un animale in trappola, insidiato da un enorme, impensabile predatore.
Quando la barca aveva oscillato, la lanterna era stata proiettata fuori bordo e adesso la sola fonte di luce, eccezion fatta per la luna velata sopra l'orrore, era irradiata dal pulsante corpo carnoso dell'enorme calamaro, i cui freddi tentacoli si avvinghiavano con maggiore impegno alle gambe di Roland, intrappolandogliele, cercando di trascinarlo. L'uomo tentò di strisciare in direzione del motore. Sapeva, in una zona retrostante del suo cervello, annichilito di paura, che per quanto colossale fosse quel mostro, i suoi tentacoli non avrebbero avuto la forza di gettarlo in acqua. Fuori dal loro liquido elemento, il loro stesso peso, non sostenuto da ossa, li rendeva poco efficaci. Finché fosse riuscito a rimanere a bordo, avrebbe avuto una speranza di sopravvivenza. Scandagliò il fondo della barca con occhi spiritati e, individuata la valigetta da pesca, annaspò verso di essa, verso la sola cosa che poteva aiutarlo, il suo coltello. Ma le grinfie dell'essere lo inchiodavano a prua, serrandosi più forte ogni volta che lo sentivano muovere. L'acqua ribolliva attorno al mantello del cefalopode, il suo grosso sifone tubolare soffiava spruzzi, producendo versi che parevano di frustrazione, in coro con i secchi schiaffi delle pinne caudali. Disperato, con i muscoli tormentati da crampi per lo sforzo e da scariche di acida adrenalina rilasciate dal panico, il padre di Terence riuscì a mettersi in ginocchio, intrappolato per metà da quel reticolo di arti gommosi. Cercò di tirarsi in piedi e gettarsi sulla cassetta, ma mentre lo faceva la barca fu nuovamente scossa. Si sentì un sordo rintocco legnoso e Roland mulinò le braccia, sgomento, sentendo mancargli l'appoggio sotto le scarpe. Provò a tenersi in equilibrio, ma il calamaro lo strattonò e lo strato d'acqua che ricopriva il fondo della barca rese sdrucciolevoli le assi. Roland cadde di lato, colpendo il costato con il bordo della barca. Lampi di luce bianca gli danzarono nel campo visivo, unendosi ai lugubri bagliori emessi dal calamaro gigante. Si sentì scivolare fuori bordo e spaventato si aggrappò, tentando di tornare in barca, ma la bestia lo tirava giù verso l'acqua, verso quell'abisso di tenebre e mostri alieni, simili a quelli che popolavano certi racconti che lo avevano sempre terrorizzato da ragazzo, esseri dai nomi impronunciabili che sonnecchiavano nelle profondità degli abissi in attesa che qualcuno fosse abbastanza stupido da evocarli. Roland sentì qualcuno urlare e solo dopo qualche attimo scoprì di essere lui. Terence, nella sua stanza, emetteva a sua volta grida strozzate, dibattendosi nel viluppo delle coperte che gli si erano annodate attorno al corpo, al pari dei tentacoli che in quello stesso momento si avvinghiavano al corpo di suo padre, che combatteva una strenua battaglia per la propria vita. L'uomo sentì una delle grinfie scivolargli attorno alla vita, sotto la camicia. La cute viscida del calamaro contro la sua pelle nuda gli provocò una sensazione tanto orribile che nell'agitarsi quasi perse la presa. Un attimo dopo il dolore lo fece strillare. Era come se decine di piccole bocche tonde lo stessero azzannando, producendo tanti sottili cerchi infuocati sul suo corpo. Disperato, allo stremo delle forze, folle di terrore e asfissiato dal puzzo pungente di ammoniaca emanato dal calamaro, Roland si teneva alla barca con l'incavo delle ginocchia e con le braccia, ma era fuori con tutto il bacino e la schiena, lambito dalle violente, gelide carezze delle onde che lo infradiciavano. Le ventose dentellate del mostro gli martoriavano la pelle, torturandolo, e i tentacoli si serravano sempre con maggiore insistenza, decisi a non lasciarselo scappare. Con il fiato corto Roland si gettò un'occhiata alle spalle. Non gli fu difficile far scorrere lo sguardo lungo i tentacoli tesi che scivolavano sotto la superficie e indovinare l'opalescente corpo della bestia. Incontrò i suoi grossi, inumani occhi, due bulbi gelatinosi che emergevano ai lati della testa, coronati da numerosi fotofori. Fu la visione di quegli occhi,
a sbriciolare la sua sanità mentale come un sasso infrangerebbe una finestra. Non c'era espressione al loro interno, né rabbia, né fame, né desiderio. Erano vuoti, aridi, totalmente indifferenti, come se stesse agendo spinto dalla noia, quasi uccidesse solo perché non aveva trovato di meglio da fare. Fu come guardare il volto di un dio idiota, nato prima del tempo e dello spazio, una creatura non di questo mondo, guidata da istinti e pensieri incomprensibili alla mente dell'uomo, privi di una qualunque parvenza di logica. Un mostro abortito dalla mente malata di Lovecraft. Quel terribile pensiero agitò Roland al punto che in un nuovo affannoso tentativo di issarsi sulla barca ottenne l'effetto contrario. Le sue gambe, ormai senza forza, caddero in acqua. Di colpo i tentacoli del calamaro parvero triplicare la loro energia. Roland ebbe l'impressione che qualcuno gli avesse legato alle caviglie una cassaforte. Sbuffando e ansimando si tenne al parapetto, ma dal basso ricevette un formidabile strattone che lo trascinò giù. Batté il mento contro il duro bordo della barca e perse del tutto la presa. Annaspò nel freddo abbraccio dell'oceano nero come petrolio, urlando e piangendo, allungando le braccia verso l'imbarcazione, ma un secondo strattone lo fece immergere. Le orecchie gli si colmarono di suoni uniformi, ovattati e alieni, un monotono, sordo sottofondo di sibili e schiocchi leggerissimi. I suoi occhi d'animale terrestre erano del tutto inefficaci al di sotto dell'acqua. Tutto quel che riusciva a cogliere era un terrificante, torbido buio nel quale, dal basso, eruttavano le opalescenti vampe della bestia abissale che l'aveva catturato. Roland provò a nuotare, anche se le gambe erano del tutto impastoiate dalle grinfie del calamaro. Le sue mani, come uccelli disperati, bucarono la superficie, ma proprio allora la creatura prese a inabissarsi. Le tenebre si chiusero attorno al corpo del pescatore, ormai del tutto impazzito, che seguitava a dibattersi al pari di una mosca presa nella tela del ragno. Le braccia del calamaro gli risalirono attorno, attorcigliandosi al suo torace e alle sue braccia, stampandogli ferite circolari laddove le ventose taglienti aderivano alla pelle nuda. Era come essere sbonconcellato vivo, a piccoli morsi crudeli. Il tetro lucore, irradiato dal mostro, riverberò per qualche attimo sullo scafo scarlatto della barca che si allontanava sempre più sopra di loro. Ovunque era oscurità. Le vampe fosforescenti che pulsavano nel corpo del calamaro si affievolirono mentre procedeva in quell'infinita discesa. Il corpo di Roland, imprigionato in quella viscida selva di grinfie, era impregnato di un gelo sempre maggiore, stritolato dalla pressione che cresceva di metro in metro. Un dolore acuto gli stava trapassando i timpani e i suoi polmoni parevano essersi tesi sotto le costole come due palloni sul punto di scoppiare. Ma la sofferenza fisica era nulla paragonata allo sconvolgimento emotivo che stava vivendo. Non vedeva nulla e non aveva alcuna consapevolezza della sua posizione. In quel buio denso, catramoso e offuscato, le direzioni non esistevano. Sotto e sopra erano concetti astratti. Quelle tenebre erano animate da suoni innaturali. Roland non sapeva se li stava udendo davvero o era solo una manifestazione di paura mista a pazzia, e neanche ebbe voglia di domandarselo. Le sue orecchie dolenti erano stregate da cupi, lugubri muggiti ululanti, stridori lamentosi, ora vicini e ora lontanissimi, persi negli abissi. Era come trovarsi a vagare nello spazio cosmico, in un luogo senza tempo e spazio, pieno di creature gigantesche ma invisibili che cantavano le loro ancestrali e terribili litanie. Roland si sentiva circondato da entità grosse più delle balene. L'oceano stesso era la massa di qualche immondo, liquido titano perennemente affamato,
che da millenni reclamava centinaia di sacrifici, che trascinava le vittime nelle sue viscere salate, per digerirle nei suoi grossi, oscuri stomaci. Il corpo del calamaro era un molle, pulsante inferno di membrane viscide e arti gommosi, dai quali il corpo di Roland, al pari di una marionetta, veniva abilmente manipolato, senza riuscire a opporre resistenza. Con un ultimo guizzo di agitata razionalità, comprese che la creatura lo aveva capovolto e lo stava tirando laddove i tentacoli convergevano, verso la bocca. L'idea di morire divorato vivo, di sentire il corneo becco del mostro straziargli la carne, lo indusse a spalancare finalmente la bocca, respirando l'acqua gelida e amara in avide boccate. Fu come se una bomba gli fosse esplosa nel petto, un dolore terribile e lacerante, ma misericordiosamente fulmineo, mentre i suoi sensi si spegnevano, facendolo scivolare in una tenebra ancora più profonda di quella in cui si trovava, ma priva di mostri. Negli agonizzanti labirinti del suo cervello balenarono una serie di immagini slegate fra loro. In molte di queste era presente Terence da bambino. Gli sorrideva e Roland contrasse i propri muscoli facciali per rispondere a quell'espressione prima che la vita lo abbandonasse. Appena un istante più tardi, un enorme becco nero scaturì dalla carne pallida e polposa al centro della raggiera dei tentacoli, avventandosi sulla testa dell'uomo, frantumandone la calotta cranica come se si trattasse di un guscio d'uovo. E in quel preciso istante, a svariate miglia di distanza, una donna si era destata di soprassalto, svegliata dalle grida terribili del figlio che urlava nella stanza accanto come se stesse venendo fatto a pezzi. Quando, spaventatissima, spalancò la porta e accese la luce, strillò a sua volta alla vista del bianco delle lenzuola corrotto da vivide striature scarlatte e al centro di tutto quello suo figlio che gridava a squarciagola, le membra frementi di un attacco di convulsioni. Al pronto soccorso, qualche ora più tardi, gli infermieri osservavano il ragazzo assopito nel letto con aria di dubbioso sconcerto. Forse la crisi epilettica era scaturita a seguito dell'assunzione di qualche droga. Ormai i giovani ingollavano qualunque porcheria. Ma come spiegare la presenza di quelle strane ferite circolari, larghe quanto monete? Alcuni erano certi che si trattasse di un episodio di autolesionismo, e questo avrebbe giustificato tutto, se i segni avessero interessato solo le braccia. Ma ci sarebbe voluta l'abilità di un contorsionista cinese per provocarseli pure dietro la schiena. Da Terence non arrivarono chiarimenti. Quando gli chiedevano cosa fosse accaduto, si limitava a rispondere che non ne aveva idea e altro non aggiungeva. Anche in seguito alle sue dimissioni dall'ospedale, nessuno era mai riuscito a dare spiegazione ai suoi strani atteggiamenti, come il non voler assolutamente partecipare ai falò che i suoi amici organizzavano sulla spiaggia, o come mai di frequente avesse attacchi di panico se capitava nella zona del porto o fosse svenuto alla vista di una cassa di calamari appena pescati al mercato del pesce. Quasi ogni notte si destava terrorizzato e in un bagno di sudore, con le cicatrici pulsanti e calde e con il puzzo dell'ammoniaca nel naso e la sensazione di essere sfuggito alla presa di un essere tentacolato. I suoi stati d'ansia si erano aggravati al punto che un giorno d'autunno aveva realizzato che gli restavano solo due strade: impiccarsi o lasciare l'isola. Aveva scelto la seconda. E ora si trovava fra le montagne dei territori del nord-ovest, con un sole appena nato che ricacciava le tenebre nei loro antri e accendeva i colori dei boschi e dei prati incrostati di rugiada, riscaldandogli la pelle marchiata di cicatrici. Stringeva ancora nel pugno la sua metà del ciondolo che gli era stata donato dal vecchio Nutka tanti anni prima. Forse era davvero quel monile a legarlo a quella vicenda terribile. Ma non se ne sarebbe mai separato, perché suo padre, o quanto di lui restava, vi albergava dentro. Non sapeva se era solo una confortevole illusione oppure qualcosa di reale, ma non gli interessava avere una risposta.
La notte della tragedia, lo spirito suo e quello di Roland si erano fusi quasi totalmente, al punto che le sensazioni del padre, anche a livello fisico, si erano riflesse sul suo corpo. E l'anima paterna, abbandonando il suo involucro di carne e ossa, si era annidata in un altro ricettacolo al quale in quel momento era collegata. Una piccola scultura di legno di cedro rosso che adesso Terence stringeva in mano, con la forse illusoria sensazione di sentirvi dentro il palpitare di un minuscolo cuore. Confortato, percepì gli ultimi rimasugli di ansia sciogliersi sotto i raggi del sole. Si voltò e fece ritorno nel cottage per fare colazione.